è liscia. Quindi se il sistema identico sia sotto una cascata, praticamente l'effetto è questo. Se l'acqua prima entra nelle fratture e le allarga, poi continuando a passare con dei materiali solidi alliscia completamente gli spazi. Negli ultimi 43 anni qualche cristallo è ricresciuto comunque. L'altra acqua di risalita è quella artificiale. Lì in fondo a destra, brutto da vedere ma c'è, il tubo nero è quello da cui si approvvigionano con l'altopiano di Asiago. Non più di 120 litri al secondo con le pompe, che comunque sulla media di uscita di 4000 vuol dire che non avrà mai problemi di siccità. Quello. Ah, è più buono. Sì. Sì, è... Lo faccio vedere. In alto, altre lamini senza punta. Le ultime due alluvioni portano via queste punte e il soffitto che c'era qua. Quest'angolo si è staccato in blocco diventando uno spartiacque. Troppo pesante per essere trascinato in fondo. Quando questo? Tra il 69, secolo scorso, e l'89 di quello prima. No, 66.